a tutti, ben ritrovati con Rosso e Nero. Habemus Premier, sembra proprio di sì, è salito al Quirinale Enrico Letta, quello che fu il più giovane ministro della Repubblica, un segno del cambiamento, qualcuno così l'ha già definito. Poi ovviamente la notizia verrà ufficializzata tra pochissimo, quando dopo l'incontro con Napolitano scenderà per dare l'annuncio lo stesso Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. E intanto appunto il governo Letta è la soluzione giusta, lo chiediamo a voi per diverse ore, per diversi giorni. Si è parlato appunto di Amato, poi c'è stato il no decisivo della Lega Nord a questo nome, che ha bloccato, ha bocciato, ha fatto tramontare l'ipotesi Amato, e quindi ecco che è avanzata la figura di Enrico Letta. Chiamateci, fateci sentire il vostro parere al numero che comparirà tra pochissimo in sovraimpressione. Parliamo di questo ovviamente e seguiamo attimo per attimo l'evoluzione delle notizie e della situazione in diretta, attimo per l'appunto. Grazie a Davide Pozzobon intanto di Indipendenza Veneta, che è con noi quest'oggi in studio. Grazie. Tempo posto. Pozzobon, che del governo italiano poco vi interessa in quanto Indipendenza Veneta, che per voi l'unica soluzione è l'indipendenza di questa regione quanto più lontana da Roma. Dando per postulato questo e rimanendo però sul tema, con quale di queste affermazioni e dichiarazioni lei si trova più d'accordo? Brunetta ha detto Letta l'avevamo indicato come Amato, ci andava bene sia uno che l'altro indifferentemente. Fassina ha detto può essere la soluzione di equilibrio per questo paese. Ferrero durissimo, come Monti è scelto da Fondazione Rockefeller. Bonanni ha detto io vorrei che però oltre Letta Premier vorrei anche nell'esecutivo Renzi. Ecco, lei che immagine ha di tutto questo e del prossimo immediato futuro? Guardi, avrei potuto fare un intervento per ognuna delle frasi o degli appunti che Letta ha fatto nel suo discorso prima, nel senso che tutti potevano essere maggiormente definiti dal mio punto di vista. Una cosa in particolare, Letta, che apprezzo come persona per la sua competenza, esperienza, al di là di massoneria, Bilderberg e cose eventualmente da verificare che impatto possono avere nel suo operato. Lo apprezzo primo perché ha 3 anni più di me, quindi finalmente si comincia a respirare un po' d'aria fresca, anche per quel che vale, insomma. Poi lui dice i cittadini si aspettavano un governo, stavano aspettando un governo. Secondo me i cittadini si aspettano quello che c'è scritto nel monitor, una soluzione. E nel momento in cui si cerca una soluzione bisogna sapere anche qual è il problema e risolverlo. Io credo che per quanto posso avere la stima come persona di Letta, un uomo non possa cambiare le cose. Prima ho sentito dire, non mi ricordo da chi... Beh, un uomo no, ma una squadra fatta bene, ben composta, sì, però, con un consenso e con un'ampia maggioranza a sostenerla, perché poi quello è il problema. Anche una squadra, un uomo più 12 persone, più 20 persone... E una maggioranza parlamentare. Perfetto. Nel momento in cui la maggioranza vediamo che è vacillante, il sistema non tiene conto di quali sono gli interventi corretti che vanno fatti, io non ho la fiducia che Letta possa sconvolgere gli equilibri, anche perché si parla in una delle 4 precisazioni che ha fatto lei adesso di qual è il maggiore equilibrio, un governo di equilibrio. Qui non serve un equilibrio, serve veramente una svolta radicale. Quindi il cittadino, quando chiede la soluzione e non il governo, questo volevo precisarlo al nuovo ministro Letta, al presidente Letta, cerca la soluzione, ma la cerca veramente, non la cerca attraverso la macchina dello Stato, quei meccanismi che ormai abbiamo, l'ha detto il primo intervento, il primo telespettatore, dei meccanismi che sono assolutamente falliti e non possono, in un momento in cui serve un intervento d'emergenza radicale, soddisfare ovviamente quella che è appunto l'esigenza di cittadini. Prego, Pozzobon. Sì, intanto la signora ha detto giustamente speriamo, nel senso che il cittadino da casa, ovviamente nella condizione di impotenza che ha, dice speriamo. Io credo che sia il caso di non fermarci più allo speriamo, perché altrimenti legittimiamo il malgoverno che abbiamo avuto fino ad oggi. Poi, tra parentesi, la signora ha detto questa piccola Italia, in realtà l'Italia non è piccola, è molto grande e può essere tranquillamente gestita in spazi più piccoli. Chiusa parentesi. Se vogliamo fare qualcosa di concreto, ma veramente di concreto, io direi di lanciare un messaggio al nostro nuovo Presidente del Consiglio Letta e mi presto per lanciare questo messaggio. I cittadini, come dici tu, giustamente Letta, ti do del tu, siamo quasi coetanei, non sono stanchi del teatrino della politica. Tu devi comunque prendere delle iniziative, dovrai mettere insieme una squadra. Ecco, fai in modo che le persone che compongono la squadra siano assolutamente d'accordo su quelle che sono le iniziative che i cittadini oggi vogliono.
prendete la vostra squadra, uscite per la strada nelle varie province e regioni dell'Italia, chiedete ai cittadini cosa vogliono, io ve lo anticipo già perché lo chiedo tutti i giorni, vorranno riduzione della spesa pubblica, basta politica di professione, fine mandato certo e riduzione delle tasse per rilanciare l'impresa. Fatelo con un programma, con una promessa, in pochi giorni, vi prego, in pochi giorni, e avrete la possibilità di rilanciare questo meraviglioso paese che è l'Italia. Poi noi andremo avanti con un progetto analogo per il Veneto, però le persone chiedono questo, non chiedono appunto la telenovela del partito visto in televisione, non ne possiamo più. Grazie.